Buonasera, ben trovati al nostro appuntamento con l'informazione. Una riforma confusa e affatto migliorativa. Così il Comitato Sono Speciale Voto No, che ieri sera a Udine ha organizzato un incontro informativo sul referendum costituzionale. I contributi sul palco sono stati del deputato Giuseppe Civati, di Sergio Cecotti e di Andrea Pertici, professore di diritto costituzionale all'Università di Pisa e autore del libro La Costituzione spezzata. Trovo che sia molto, brutto lo slogan appunto dei sostenitori del sì, perché a nessuno deve bastare un sì e neanche un no. I cittadini devono farsi la loro idea sul contenuto della riforma costituzionale e il libro La Costituzione spezzata mira anzitutto a questo. Naturalmente sulla base dell'esame del testo il libro giunge a una conclusione, come è giusto che un libro faccia, ed è una conclusione negativa circa il contenuto della riforma. In ogni caso, naturalmente, una volta che uno conosce il contenuto, è giusto che possa votare in un modo o nell'altro. Un testo che purtroppo è un'occasione perduta, perché appunto è un testo che, a differenza di quanto si sarebbe voluto, almeno così si diceva, non semplifica niente, anzi complica sia i rapporti tra le due Camere, sia i rapporti tra lo Stato e le Regioni. Tutti i cittadini, indipendentemente se sono friulani o no, farebbero bene a votare no a questa riforma, perché non solo è molto pasticciata e confusa, ma anche è un arretramento pesante per quanto riguarda la forma di Stato, che ritorna a essere la forma centralista degli anni 50. Sostanzialmente si ritorna alla famosa legge Scelba del 1953 come ordinamento della Repubblica. E questo chiaramente è una fase della nostra storia che abbiamo già vissuto, che sappiamo che non ci ha soddisfatto, anche insomma, io allora avevo 3 anni, ma insomma leggendo i libri di storia, e noi vogliamo andare avanti. Andare avanti vuol dire prima di tutto non fare capriole all'indietro come sta facendo il governo Renzi. La condotta dei vertici austriaci di Hypo Bank nei confronti dei soggetti istituzionali nazionali e regionali prosegue con immutata tracotanza. Ci uniamo alla valutazione del Ministero dello Sviluppo Economico sull'intento delegittimante della banca austriaca. Lo ha affermato la Presidente della Regione Deborah Serracchiani dopo che i vertici di Hypo Alpe Adria Bank hanno confermato la volontà di non ammettere la Regione al tavolo di confronto tra azienda e sindacati per la gestione della mobilità di 110 addetti. Il Ministero a questo proposito va parlato di un incomprensibile tentativo di delegittimare l'importante ruolo di mediazione svolto dalle istituzioni. Il fatto di essere un soggetto privato controllato da uno Stato estero, ha aggiunto Serracchiani, non dovrebbe esimere dall'assumersi qualsiasi responsabilità per le macerie che si vogliono lasciare in Italia e nella nostra regione. Di tutto questo, ha concluso Serracchiani, conserveremo amara memoria. ANPAL, questa sconosciuta, l'Agenzia per le politiche attive del lavoro prevista dal Jobs Act e attiva dal 16 luglio scorso risulta irraggiungibile. È rivolta ai disoccupati che hanno già usufruito di tutti gli ammortizzatori sociali possibili e non sono riusciti a ricollocarsi nel mondo del lavoro. Ma non ci sono possibilità di iscriversi al portale, non si capisce a chi ci si deve rivolgere. La segnalazione arriva dal patronato Inca CGIL di Udine. Il 16 luglio scorso è stata costituita, come previsto dal Jobs Act, l'ANPAL, l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in sostituzione dell'attuale forma di gestione dei centri per l'impiego. A 2 mesi e mezzo dalla pubblicazione dello statuto dell'Agenzia, nessuno riesce a capire come funzioni, ma soprattutto a chi ci si debba rivolgere per attingere alle sue funzionalità. A segnalare il problema è il responsabile del patronato Inca CGIL di Udine, Danilo Margheritta. Solo negli ultimi giorni, afferma, abbiamo ricevuto una decina di lavoratori rimasti senza occupazione che, dopo aver usufruito di tutti gli ammortizzatori sociali possibili, hanno cercato di ricollocarsi anche attraverso corsi di formazione senza successo. E stiamo parlando di persone che hanno 59-60 anni compiuti. L'Agenzia ha lo scopo di dare sollievo alle persone che non riescono a ricollocarsi, mettendo a disposizione buoni lavoro e contributi che possono variare da 1.000 a 5.000 euro in base a diversi requisiti. Per poter accedere a questi fondi bisognerebbe potersi iscrivere al portale, ma al momento non si capisce, continua Margheritta, quale procedimento si debba seguire. Peccato, conclude il responsabile del patronato, che il provvedimento adottato dal governo appaia al momento solo come un mero proclama.
Un intero padiglione dedicato alla sicurezza è una delle novità della fiera Casa Moderna che ha aperto questa mattina i battenti alle 10 alla fiera di Udine. C'è un bilancio già positivo per quanto riguarda l'occupazione degli stand. La Presidente De Marco ai nostri microfoni. Casa Moderna, proprio questa è la sua forza, ha sempre la capacità ogni anno di innovarsi, di presentare i prodotti migliori, di anticipare le tendenze, per cui noi siamo molto felici, quest'anno ancora di più perché veramente c'è tanto entusiasmo, c'è un bel fermento intorno a questo evento, lo dimostra anche questa inaugurazione così partecipata, noi siamo quindi molto felici. Oggi il taglio del nastro ma ha già espresso un bilancio riguardo appunto agli stand pieni, insomma già apre e chiude con il segno più questa fiera della Casa Moderna. Sicuramente per quanto riguarda la partecipazione degli espositori siamo intorno al più 10% in termini di volumi di fatturato, per cui sicuramente in un momento così è un dato più che significativo. La fiera tiene ancora, tiene bene e i nostri espositori continuano a scommettere in questo evento perché hanno i riscontri. Il pubblico forse a maggior ragione in un momento di incertezza, in un momento in cui tante sono le offerte, cerca il contatto umano. Ecco, cosa vedete anche nelle persone che di anno in anno scelgono Casa Moderna e cosa offrite quest'anno in particolare? Diamo qualche indicazione, qualche curiosità a casa. Sì, ci sono una serie di eventi proprio per il grande pubblico, dagli show cooking che partiranno il 4 con Moreno Cedroni, il 5 ci sarà Andy Luotto, ma veramente il pubblico di Casa Moderna è un pubblico sempre più interessato e motivato, targetizzato diciamo alla casa, per cui sì, noi abbiamo sempre delle attività di complemento per avere più appeal, però il visitatore di Casa Moderna è un visitatore attento che viene per acquistare. Riguardo alle aziende, ultima battuta, le sarete loro vicini per tutto l'anno, accennava anche ad un portale, iniziative che appunto saranno di accompagnamento all'attività aziendale anche nei prossimi mesi. Sì, certo, ci proponiamo da quest'anno come hub per tutte le aziende del settore proprio per riuscire a fare un'operazione sinergica di comunicazione durante tutto l'anno. E a proposito di casa, muove i primi passi sul territorio la legge di riordino delle politiche abitative e delle ATER, un percorso informativo che si aprirà proprio alla Fiera di Udine al padiglione 6 domani mattina alle 11. La legge sulla casa sta iniziando ad avere attuazione attraverso i regolamenti. Quello sull'acquisto prima casa è il primo che è stato approvato e che amplia la platea dei beneficiari andando incontro alle situazioni che hanno anche precarietà economica e quindi non hanno contratti a tempo indeterminato, eccetera. Una serie di agevolazioni anche per i giovani che potranno godere di un contributo in più e anche di chi trasferisce la sua residenza in montagna. Cioè tutta una serie di interventi che cambiano il contributo prima casa, che non è più mutuo, ma un contributo cash nel momento in cui uno l'acquista, che quindi diventa anche più importante perché è il momento nel quale uno ha i maggiori oneri. Il provvedimento è un provvedimento che ha bisogno di essere spiegato e che quindi abbiamo deciso di illustrare qui alla fiera proprio per conciliare il tema della casa con quello che la Regione sta facendo per i cittadini. Quindi l'appuntamento è per domani con il convegno, ma vi troveranno allo stand per tutta la giornata della Casa Moderna. Esatto, abbiamo uno stand per questa legge che è insieme alla filiera legno, a Friuli Innova, e quindi un connubio pubblico, privato, innovazione, ricerca e strumenti che credo sia davvero la cifra per guardare con ottimismo al futuro. 150 anni fa, esattamente il 9 settembre del 1866, nasceva da un gruppo di operai, artigiani e possidenti la SOMSI, Società Generale di Mutuo Soccorso e Istruzione di Udine. Per ricordare l'avvenimento i soci si sono riuniti questa mattina per celebrare una messa e poi in corteo si sono diretti verso il Palazzo della Provincia, dove sono state assegnate 2 borse di studio a studenti del Malignani ed è stato presentato un volume celebrativo a cura di Ugo Falcone con la riproduzione del settimanale L'Artiere, giornale del popolo, che dal gennaio a settembre 1867 fu l'organo ufficiale della società operaia. All'inizio del Novecento in provincia di Udine vi erano oltre 100 società capaci di precorrere i tempi quando la classe lavoratrice, ma non solo, non godeva di alcuna tutela in caso di malattia, infortunio o perdita del lavoro e si era ancora ben lontani dalle istituzioni pubbliche che videro la luce tra le 2 guerre mondiali.
Serata di gala all'arrivo in Giappone per la delegazione della Carnia Classic che rappresenta la regione nel gemellaggio fra il Monte Zoncolan e il Monte Fuji. Sentiamo il racconto di Enzo Cainero direttamente da Shizuoka. È stata una serata molto calorosa, sotto molti profili inaspettata, perché una presenza di questo livello non ce l'attendevamo. È un merito che va a tutti coloro che hanno partecipato a questo viaggio, perché loro hanno creduto a questo rapporto, così come stanno credendo i giapponesi. Avere l'ambasciatore d'Italia a Tokyo che fa 3 ore di macchina per arrivare e venire qui, in questo momento siamo a sera inoltrata, il governatore della prefettura di Shizuoka, il vice governatore della prefettura di Shizuoka, il sindaco della città di Oyama, credo sia un grande privilegio di cui noi dobbiamo fare grande non solo testimonianza, ma capire il significato. Quale può essere la valenza di questo viaggio, di questi incontri dal punto di vista commerciale? Notevoli se si svilupperanno nei prossimi giorni i contatti col sistema portuale, col turismo, sulla quale io ho le mie idee, e sugli scambi che possono essere di natura agroalimentare. Credo che siamo su una strada molto buona. A gennaio ci sarà qui una fiera agroalimentare dove il Friuli è invitato. Ecco, vorrei che tutti capissero l'importanza di quello che stiamo facendo. Sale l'attesa a Udine per l'arrivo di Italia's Got Talent. Lo show televisivo farà tappa in Friuli, più precisamente al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, da lunedì 3 ottobre fino al 6 ottobre per una 4 giorni di selezioni e caccia a nuovi talenti, in attesa di scoprire quali saranno i protagonisti sul palco e come li accoglieranno i giudici Gabbiso Minazzilli, Luciana Litizzetto e Frank Matano. La prima notizia è che non ci sono più posti a disposizione per il pubblico. Le audizioni, insomma, hanno fatto sold out. A fare gli onori di casa, nel vero senso della parola, sarà Lodovica Comello, friulana doc, che ormai sta sempre più conquistando il piccolo schermo. Arriva da Codroipo la vincitrice della Kermesse che ha eletto la nuova testimonial del centro commerciale Città Fiera di Martignacco, Arianna Masotti, iscritta al 2º anno all'Università di Trieste, bionda, occhi verdi, si definisce indipendente e determinata, ama viaggiare e scrivere. Il suo sogno nel cassetto è diventare psicoterapeuta. Per lei anche la fascia Stroili Gioielli. In passerella hanno sfilato ieri sera le collezioni che anticipano le tendenze autunno-inverno dei marchi sponsor dell'evento, e le 20 ragazze sono state giudicate secondo diversi parametri da una giuria di giornalisti ed esperti del settore moda presieduta da Davide Bardelli. 7 le ragazze premiate: Camilla di Cavallino Treporti, Federica di Gradisca di Sonzo, Fiorenza di Martignacco, Michela di Tricesimo, Anna di Castions di Strada, Cristina di Nova Gorizia e Nicole di Pasian di Prato. Lo sport è tra poco. Udinese in campo contro la Lazio nell'ultima partita prima della seconda sosta per le nazionali. Ancora da sciogliere il dubbio sul recupero di Badou. Per il resto, e lo vediamo dalla grafica, Armero tornerà titolare al posto di Ali Adnan. In attacco dovrebbe giocare la coppia Perizza-Zapata. Nella Lazio il dubbio di Inzaghi è il modulo da adottare: 4-4-2 o 4-3-3. La formazione si completa con Carnesi, Simporta, Ertò, Danilo, Felipe, appunto Armero. A centrocampo proponiamo Fofana, se non dovesse recuperare Badou, e poi Kums e Conè, De Paul ad agire dietro Zapata e Perizza. E restando all'Udinese, chiudiamo con la vittoria della primavera dell'Udinese di mister Mattiussi, la terza vittoria consecutiva in campionato dopo l'esordio contro la Juventus con un pareggio. La squadra è ora a 10 punti. A segno oggi sono andati Faraoni, che rientrava in campo dopo 5 mesi, e poi l'altra rete è stata segnata da Bovolon al 37esimo del secondo tempo. È tutto per questa edizione del telegiornale. L'informazione torna domani alle 19. Grazie per averci seguito, buona serata.